Da una settimana viviamo in gravissima difficoltà in tutta la Sicilia. Con le alte temperature sono successe una serie di fenomeni che hanno causato disagi ma anche disastri. Dalla mancanza di energia elettrica che ha causato incendi, mancanza d'acqua, disagi a tutte le persone, ma soprattutto gli incendi che poi sono divampati in maniera enorme tra l'altro ieri, questa notte. Tutto previsto, perché ormai le previsioni sono chiare, i satelliti sono molto precisi, però mi sembra che siamo rimasti ancora una volta impreparati come in questi lunghi decenni nei quali ogni estate, talvolta più, talvolta meno, si perpetra questa sorta di via crucis della nostra Sicilia. Noi siamo vicini, come vescovi della Sicilia, a tutti i cittadini, particolarmente a quelli colpiti dai gravi danni, a qualcuno che è morto, come anche siamo vicini a tutti quelli che sono intervenuti, volontari o persone delle protezioni civili, gli addetti ai lavori, i responsabili che si sono dati da fare in tutta l'isola. Dall'altra parte però ci chiediamo com'è possibile che dopo tanti anni che questo si reitera, primo, non vengono quasi mai presi, almeno così sembra, coloro che lo fanno, le mani criminali, perché non tutto è casuale o per autocombustione, almeno sembra poco credibile. E poi ancora l'azione di prevenzione, e poi ancora il monitoraggio del territorio, e poi ancora l'azione di educazione civica, tutto questo. Insomma, certamente alcuni hanno le responsabilità più di altri, e questi noi vogliamo richiamare principalmente coloro che guidano le nostre istituzioni. Per altro verso è giusto che tutti ci impegniamo, ognuno faccia la nostra parte per superare i silenzi omertosi, come pure per correggere quei comportamenti che non sono corretti, che non sono giusti. Speriamo, con fiducia e speranza, che ci rialziamo presto, ma che soprattutto mettiamo mano a ciò che è giusto, necessario, opportuno e direi quasi immediato.